Buongiorno, le principali notizie. Rivolta nel carcere di Trapani, una quindicina di detenuti si sono barricati, contusi 5 poliziotti. Un femminicidio premeditato. Stefano Argentino avrebbe progettato di uccidere Sara sin dal 2024, aveva cercato online i coltelli. Contro la siccità arrivano 3 dissalatori mobili a Gela, Porto Empedocle, Trapani, un progetto da 100 milioni di euro, produrranno acqua potabile dal mare. Un nuovo inizio per San Cristoforo a Catania. Il sottosegretario Mantovano presenta i progetti per un rilancio del quartiere con i fondi del decreto Caivano. Calcio, da oggi Super Pippo è il nuovo allenatore del Palermo, per Inzaghi contratto biennale fino a giugno del 2027 con opzione per il terzo anno. In Serie C il Catania riparte da Pastore, da ieri nuovo direttore sportivo. Buongiorno, benvenute e benvenuti a questa edizione del mattino del nostro telegiornale. Un operaio di 26 anni è morto folgorato mentre stava lavorando in un impianto fotovoltaico in contrada genovese tra Menfi e Santa Margherita di Belice nell'Agrigentino. La notizia si è appresa soltanto ieri sera e la vittima, originaria di Caccamo, secondo una prima ricostruzione stava effettuando un intervento di installazione quando ha preso la scossa elettrica immediati soccorsi per cercare di rianimare il ragazzo, dipendente di una ditta specializzata, ma nonostante diversi tentativi da parte del personale medico del 118, per lui non c'è stato nulla da fare. Sul fatto ora stanno indagando i carabinieri. Voltiamo pagina, al via dalle 8:30 e dunque da pochissimo gli esami di maturità per 44.000 studenti siciliani. La prima prova scritta di italiano è comune a tutti gli indirizzi di studio. Le tracce sono messe a punto dal Ministero dell'Istruzione e sono in tutto 7, divise tra 3 diverse tipologie. 2 di analisi del testo, 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità. Gli studenti avranno a disposizione al massimo 6 ore per terminare il compito. Le tracce della prima prova sono Borsellino ai giovani, Pasolini, un brano del Gattopardo, le riflessioni sulla parola rispetto e ci sono anche i social. Veniamo ai disordini al carcere di Trapani, 5 poliziotti finiti al pronto soccorso. Sentiamo Laura Spanò. Ancora disordine nel carcere trapanese del Pietro Cerulli. Una quindicina di detenuti si sono barricati nella saletta scuola del secondo piano del reparto Mediterraneo, che è stato devastato. Le tensioni erano evidenti da tempo. Questo è il terzo episodio che si verifica all'interno della struttura penitenziaria nel giro di poche settimane. Un chiaro tentativo di testare la capacità di reazione dell'istituto, già in forte sofferenza a causa della cronica carenza di personale. La situazione è complicata perché ci sono almeno una quindicina di reclusi asserragliati al secondo piano, hanno diverso dei cancelli, il personale è tutto presente, compreso comandante e direttore, ma non è semplice la situazione in questo momento, anche perché il personale ha difficoltà a intervenire dopo i fatti di novembre. Sì, il reparto è il Mediterraneo, il reparto quello con i ballatoi, quindi tutti i 2 piani, che poi sarebbero 3 perché c'è il piano terra con circa 250 detenuti, è tutto aperto, è difficile già la gestione. All'interno del carcere di Trapani ci sono 570 detenuti, di cui 70 reclusi nel reparto Ionio, quello di alta sicurezza. Risultano presenti solo 10 ispettori su 21 previsti, 19 sovrintendenti su 30 e 199 agenti assistenti su un fabbisogno di 253 unità, mentre sono circa 90 gli agenti nell'arco dei 3 turni ad alternarsi. Sappiamo che il provveditore sta mandando dei rinforzi da Palermo, da tutta la Sicilia, vuol dire che la situazione, come abbiamo descritto noi, era complicata e difficile da gestire. Progettava di uccidere Sara Campanella da oltre un anno e aveva cercato online dei coltelli. Contestata al suo assassino Stefano Argentino l'aggravante della premeditazione. Francesco Triolo. È stata fissata per il prossimo 10 settembre l'udienza per il giudizio immediato per Stefano Argentino, reo confesso dell'omicidio a Messina di Sara Campanella. La procura contesta le aggravanti dell'aver agito per motivi abietti e futili, la crudeltà e la premeditazione.
E sta proprio qui la novità più clamorosa dell'inchiesta sul femminicidio della giovane studentessa universitaria di Misilmeri uccisa lo scorso 31 marzo. Nelle ultime righe del capo di imputazione per il 27enne Inoto c'è scritto: avendo l'argentino maturato il proposito omicidiario sin dall'ottobre 2024, la procura di Messina diretta da Antonio D'Amato ritiene di aver raccolto un quadro probatorio talmente solido e avvalorato dalle prove che ha chiesto il giudizio immediato saltando l'udienza preliminare e andando direttamente a processo con l'aggravante della premeditazione insieme ai motivi abietti e futili e alla crudeltà. È probabile quindi che nel corso delle indagini seguite dal procuratore aggiunto Marco Colamonici e dalla sostituta Alice Pariarò, i carabinieri del colonnello Lucio Arcidiacono abbiano estrapolato dai telefoni cellulari e soprattutto dai computer sequestrati ad Argentino tra Messina e Noto dei dati dai quali sono emersi elementi inequivocabili del progetto che il giovane covava da tempo, con tracce che i magistrati hanno reputato siano talmente gravi da inserire l'aggravante della premeditazione. L'avvocato Giuseppe Cultrera, che difende Argentino, attende intanto di visionare gli atti in possesso della procura, fermo restando la decisione di richiedere la perizia psichiatrica. Le leggi ci sono ma non bastano ad arginare la violenza sulle donne. Catania la firma di un protocollo. Luca Ciliberti. Sta succedendo quello che succede da sempre, solo che adesso se ne parla ed è un fenomeno che sta emergendo, sempre nei limiti, perché ricordiamoci che circa il 60% delle donne che subisce violenza non lo dice a nessuno, non lo racconta a nessuno. Oggi siamo qui per rinnovare un protocollo che non è lettera morta, non lo è mai stato. Lavoriamo su vari livelli per sostenere le donne, per fare in modo che tutti gli operatori e le operatrici della rete antiviolenza abbiano una formazione specifica, accolgano le donne in maniera priva di stereotipi e pregiudizi, perché siamo tutti intrisi di cultura patriarcale che ci fa giustificare e non riconoscere la violenza. Il protocollo che istituisce e guida la rete antiviolenza etnea quest'anno si arricchisce di 2 presenze istituzionali, come dimostra l'ingresso della città metropolitana di Catania e del tribunale ordinario, ufficializzato in contemporanea alla firma del rinnovo, arrivato a conclusione, di un lungo lavoro sinergico tra l'associazione Tamaia, Onlus, ente capofila e oltre 20 istituzioni territoriali che stamattina hanno sottoscritto il documento a Palazzo Minoriti a Catania. Anche quest'ultime leggi, codice rosso e quant'altro, l'Italia ha un impianto legislativo sul tema molto robusto, forse tra i più robusti in Europa, però i dati ci dicono che questo non basta. La violenza maschile sulle donne è un fenomeno culturale, strutturale, non securitario, non è emergenza. Le attività previste dal protocollo sono numerose, ciascun organismo si impegna con azioni di propria competenza allo scopo di integrare i servizi con quelli degli altri enti e su impulso e coordinamento di Tamaia a raccogliere e condividere dati sul fenomeno della violenza di genere, partecipando alla ricerca di informazioni sul tema. Arrestato l'uomo che domenica mattina ha sparato a Scogliti vicino Vittoria, ferendo il suo rivale, un tunisino che si trovava in auto con la compagna e la figlia piccola. In preda al panico, la donna ha portato il compagno ferito al fianco destro al pronto soccorso di Vittoria, dove è stato medicato ed è fuori pericolo di vita. L'autore è un pregiudicato di Vittoria che non aveva accettato la fine della relazione, a suo carico già munizioni per minacce e intimidazioni. Inoltre, durante la perquisizione è stata trovata la pistola modificata usata nell'agguato. 3 nuovi dissalatori mobili per affrontare l'emergenza idrica in Sicilia. Porto Empedocle, Gela e Trapani si preparano a produrre acqua potabile direttamente dal mare. GR Italia. Con la stagione calda già arrivata, quella che si sta giocando in Sicilia è una corsa contro il tempo e contro la sete, ma stavolta arriva un segnale concreto. I 3 dissalatori mobili destinati a Porto Empedocle, Gela e Trapani sono realtà. Realizzati in soli 120 giorni grazie alla collaborazione tra Regione Siciliana, il Commissario per la crisi idrica, i colossi Siciliacque e Acciona Agua, gli impianti sono già in fase di consegna. 18 container sono già giunti nei primi 2 siti, mentre Trapani riceverà i suoi moduli domani. La produzione attesa: 96 litri d'acqua potabile al secondo ciascuno, grazie a tecnologie di osmosi inversa e filtri di ultima generazione. Un progetto da 100 milioni di euro che non si ferma alla consegna dei macchinari. Sono in corso i lavori per le condotte e i collegamenti a terra e a mare. A coordinare il tutto il commissario straordinario dell'acqua. Intanto però il passato continua a presentare il conto. La Regione ha versato proprio in questi giorni l'ultima rata da oltre 10 milioni di euro alla società Sace che rilevò il credito da Eni, chiudendo una lunga e costosa vicenda, quella del vecchio dissalatore di Gela gestito dalla raffineria, dismesso da anni. Dal 2015 a
a oggi oltre 105 i milioni pagati per un impianto di fatto fermo dal 2012. Oggi però si volta pagina, almeno nelle intenzioni, e con questi nuovi impianti mobili la Sicilia prova finalmente a trasformare la crisi idrica in un'opportunità di svolta. L'inchiesta sul giro di mazzette nella sanità siciliana, un imprenditore confessa: ho pagato anche io. Marco Gullà. Sì, ho pagato una tangente di 10.000 euro. È l'ammissione fatta davanti ai giudici da Umberto Maggio, titolare della Pacifico SRL e tra i 14 indagati nell'inchiesta della Guardia di Finanza di Palermo che venerdì ha scosso il mondo della sanità, in particolare nelle province di Trapani, Caltanissetta e appunto Palermo. Un passaggio di denaro destinato, secondo quanto riferito, a Ninni Sciacchitano, 65 anni, di Corleone, considerato dagli inquirenti il regista occulto di un collaudato sistema di manipolazione di gare nella sanità, con un valore complessivo stimato in oltre 130 milioni di euro. Maggio ha riconosciuto le accuse mosse a suo carico, dichiarando di aver consegnato i soldi in contanti a Sciacchitano in cambio di documentazione riservata relativa a una gara bandita dall'ANAS Civico di Cristina Benfratelli di Palermo per la sterilizzazione e il noleggio di strumenti chirurgici. Un tassello che a questo punto inchioda ulteriormente il commercialista sciacchitano agli arresti domiciliari da venerdì scorso. Una breve pausa e poi ci occuperemo di un nuovo rinascita del quartiere di San Cristoforo a Catania. Un nuovo inizio per San Cristoforo a Catania con i fondi del decreto Caivano. Ieri la visita del sottosegretario del commissario straordinario, ma non pensate che diventi un paradiso, è stato detto. Luca Ciliberti. Il governo ribadisce l'attenzione su San Cristoforo, operazioni mirate di riqualificazione del quartiere popolare, spesso al centro delle cronache per gli episodi di microcriminalità. A Catania arrivano il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il commissario straordinario di governo Fabio Ciciliano, che in municipio incontrano il sindaco e la giunta per fare il punto sui lavori, che impatteranno per oltre 20 milioni di euro recuperati con il cosiddetto decreto Caivano. Le periferie spesso non sono solo dei luoghi fisici, sono anche dei luoghi esistenziali. L'importante è individuarle come tali e io sono certo che, come già è avvenuto a Caivano, si parte con un progetto importante e poi, grazie all'impulso dei vari ministri e soprattutto nel raccordo con gli enti territoriali, arriva dell'altro. Interventi start-up secondo la visione del governo che dovrebbero restituire un senso di riscatto al quartiere. Se ci si aspetta che attraverso queste attività di riqualificazione si trasformino questi quartieri in paradisi terrestri, ovviamente non è l'obiettivo, non è mai stato l'obiettivo e non sarà mai l'obiettivo. Quello che però è necessario fare è cominciare a dare uno start-up, cioè un inizio di una nuova visione. 5 gli interventi iniziali individuati come prioritari rispetto alla lunga lista presentata dal sindaco Trantino lo scorso marzo di concerto con le associazioni. Si tratta della riqualificazione delle piazze Don Puglisi e Santa Maria delle Salette, lo spostamento della scuola Dusmet Doria nell'ex conceria di Via Playa, la realizzazione di un nuovo centro di raccolta rifiuti e il nuovo percorso turistico di Via Playa. Restiamo a Catania, emergenza sicurezza sugli autobus. Dopo l'ultimo episodio di violenza, il presidente di AMTS dice: puntiamo sulla vigilanza non armata. Tonino De Mana. Troppi coltelli in giro, troppi sassi contro i mezzi pubblici, troppe aggressioni. È un'escalation di violenza che fa riflettere e che richiede interventi immediati. L'accoltellamento di un ragazzo catanese da parte di un colombiano sul bus AMT a Montepo è solo l'ultimo di una serie di episodi che preoccupano gli operatori del servizio pubblico locale. Grazie alla prontezza del conducente che ha girato la segnalazione alla linea d'emergenza, l'uomo è stato intercettato ed arrestato. Sul bus aveva nascosto il coltello ancora sporco di sangue. È stato un ennesimo episodio di violenza sugli autobus. Fortunatamente il nostro dipendente è riuscito con grande calma a gestire la situazione, ha riportato la calma, la tutela nei confronti degli utenti e quindi poi è stato scongiurato il peggio. Ha tenuto i nervi saldi, ma quanto è difficile fare l'autista su un mezzo pubblico, specie la sera? È molto difficile, l'amministrazione, il consiglio di amministrazione è sempre molto preoccupata per quanto riguarda la salvaguardia degli autisti, dei mezzi e anche ovviamente degli utenti. Da Montepo a Librino, dove esiste da tempo un'altra emergenza, quella delle sassaiole contro i bus in transito.
E sono stati accorciati gli orari proprio per far fronte a questi continui sassaiuole oppure altri atti intimidatori nei confronti degli autisti. Sul fronte della sicurezza dei vostri dipendenti sull'autobus, voi cosa fate? È stata sempre attivata una vigilanza non armata che va a tutelare i dipendenti ma anche ovviamente gli utenti. In tema di violenza non c'è differenza tra centro e periferia. Si riscontrano di questi problemi di aggressione in tutte le parti della città, non è un problema solo limitato a alcuni quartieri, devo dire. Da tempo i sindacati di categoria invocano sicurezza per tutelare lavoratori e passeggeri. Una breve pausa e poi il calcio. Pippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Palermo, ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Il suo secondo sarà Maurizio D'Angelo, ex difensore del Chievo in Serie C. Il Catania riparte da Pastore e sonda il mercato. Tonino De Mala. Dopo aver conquistato la Serie A con il Pisa, Pippo Inzaghi riparte da Palermo. Il club rosanero ha ufficializzato l'ingaggio dell'allenatore che ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo. Ad accompagnarlo nell'avventura siciliana sarà il suo staff di fiducia. L'arrivo di Super Pippo era atteso da giorni ed arriva al momento giusto. Ho giocato per una vita sulla linea del fuorigioco, aspettando il momento giusto per scattare verso la porta. Ho vinto molto. Ho sofferto molto. Ha vinto tanto, ha sofferto tanto, ha vissuto sempre sul filo dei centimetri ed ora vuole continuare a vincere a Palermo. Ma ogni cosa che ho fatto l'ho fatta al momento giusto. E anche questa. Intanto il DS Osti lavora per costruire la squadra che dovrà dare l'assalto alla Serie A, facendo tesoro dei blackout che hanno condizionato il rendimento dello scorso campionato. Nel taccuino tanti nomi, nella testa tante idee. In Serie C settimana importante per il Catania che dopo aver salutato il DS Faggiano si affida ad Ivano Pastore che sta lavorando per discutere e trattare alcune situazioni legate ai riscatti. Una su tutti quella di Cianci che non verrà riscattato dalla Ternana. È tutto per questa edizione, la prossima vi ricordo alle 14, grazie per l'attenzione e buona giornata.